Si tuffa in mare Otto Liberti per evitare un arresto, ma non ci riesce. È accaduto tutto questo a Caorle e allora Rosario Padovano, come Maigret, si è messo sulle tracce di questo improvvisato nuotatore. Il servizio firmato da Rosario Padovano. Arresto rocambolesco a Caorle. All'interno del bar dell'Hotel Kennedy di Caorle, un napoletano CPA classe 73 si rendeva artefice di una rapina impropria ai danni dell'esercente e dopo essersi dato alla fuga a piedi si gettava nella porzione di mare antistante l'hotel. Tutto è iniziato con il pagamento della birra appena consumata per un prezzo di circa 3 euro che il CPA decideva di corrispondere utilizzando una vera banconota da 100 euro. Fin qui tutto normale, il barista provvedeva a restituirgli il resto in monete e banconote, ma il cliente, per ingenerare confusione con il classico trucco del vedo, non vedo, una volta ottenuto il resto del pagamento della consumazione chiedeva di cambiare 10 pezzi da 10 in 2 pezzi da 50. A questo punto il barista, seppur insospettito da tale richiesta, cambiava i soldi ottenendo però una nuova richiesta dallo strano avventore, e cioè il resto di quanto da lui consumato poco prima. Il gestore dell'esercizio pubblico a questo punto, mostrando in mano la banconota da 100 pagata dal cliente e dall'altra 10 pezzi da 10, di cui era stato richiesto il cambio, faceva presente di aver già adempiuto al suo dovere, quello di restituire il resto. Ne nasceva una discussione terminata con la sottrazione da parte del cliente delle banconote tenute in mano dal barista e l'indebito profitto di ben 200 euro, senza aver fatto nulla a parte bere una birra. Il truffatore napoletano, per trattenere presso di sé il denaro, dava degli spintoni a 2 persone che tentavano di arrestare la sua fuga, che lo stesso decideva di far continuare nella porzione di fronte all'hotel delle acque del Mar Adriatico, dove si gettavano i carabinieri di Caorle per arrestarlo. Le accuse mosse sono di resistenza e violenza pubblico ufficiale, rapina impropria, reato anche quest'ultimo già conosciuto dal napoletano, visti i precedenti penali, anche per truffe con lo stesso modus operandi. Il denaro veniva restituito al barista e il CPA tradotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore, a Venezia.